Salve, sono Anna di New York Habitat. Oggi presento la seconda parte di un video chiamato Come registrare la tua proprietà con New York Habitat. Nel video precedente ho parlato dei vari documenti necessari per registrare la tua proprietà con la nostra agenzia. In questo video invece parlerò della seconda fase, cioè della visita del nostro agente immobiliare alla tua proprietà. Prima di entrare nei dettagli vorrei ricordarvi che New York Habitat ha vari tipi di affitti. Abbiamo affitti di case vacanza, che sono case, appartamenti o ville che vengono affittate chiaramente per le vacanze, e questi affitti si fanno solamente da 2 notti fino a 30 giorni e non di più. In alcuni casi a Londra abbiamo anche degli affitti che partono da 1 notte in poi. Abbiamo anche bed and breakfast, che sono delle stanze in appartamenti, case o ville condivise, che vengono anche queste affittate da 2 notti fino a 30 giorni e non di più. Quindi questi due sono 2 tipi di affitti per le vacanze. Abbiamo anche affitti a lungo termine di case ammobiliate, appartamenti o ville, che vengono affittati invece da 30 notti o giorni in poi. Oltre a appartamenti interi o case intere, abbiamo anche affitti di stanze ammobiliate in case o appartamenti condivisi. Anche queste vengono affittate da 30 giorni in poi. E vorrei anche ricordarvi che abbiamo vari posti internazionali dove affittiamo le nostre case e proprietà, e questi sono New York, Londra, Parigi e il sud della Francia. Allora, la seconda parte della registrazione della tua proprietà consiste nella visita dell'agente immobiliare al tuo appartamento. Devi sapere che New York Habitat visita tutti gli appartamenti prima di registrarli e metterli sul proprio sito web. Questo lo facciamo perché vogliamo avere una rappresentazione accurata di tutte le proprietà. Inoltre siamo in grado di fare descrizioni dettagliate degli appartamenti e vogliamo anche proteggere sia i padroni di casa che gli inquilini dalle truffe. Oggigiorno ce ne sono tantissime su internet e quindi, venendo a visitare gli appartamenti, siamo in grado di vedere che esistono davvero e di non avere nessun tipo di truffa. Se vuoi sapere qualcosa di più sulle truffe internet, dovresti leggere il nostro blog, dove abbiamo degli articoli chiamati Come evitare gli appartamenti truffa. Adesso vorrei spiegarvi come preparare l'appartamento per la visita del nostro agente immobiliare. Mi raccomando di tenere l'appartamento sempre pulito e di consegnarlo pulito anche ai clienti quando arrivano. Inoltre i letti devono avere abbastanza lenzuola, coperte e cuscini per tutti gli inquilini che visiteranno la tua proprietà, e mi raccomando di avere i letti già pronti e fatti in modo che si possano fare delle belle fotografie. Oltre ai letti vorremmo vedere che il bagno sia pulito e attrezzato di abbastanza asciugamani per tutti gli inquilini che staranno nell'appartamento. La cucina anche deve essere pulita. Potete buttare via cibi che vanno a male, ma potete mantenere l'olio, l'aceto, il sale, il pepe e le spezie, quello va bene. Ma mi raccomando anche di avere la cucina completamente attrezzata di pentole, piatti, stoviglie per tutti quanti, perché se per esempio avete 8 persone, di avere abbastanza piatti e stoviglie per tutti. La visita del nostro agente immobiliare alla tua proprietà è molto importante perché farà tantissime fotografie di tutte le stanze e i dettagli della proprietà. Quindi le foto sono una parte essenziale della visita. Inoltre disegnerà anche una planimetria del tuo appartamento e ti farà tante domande sui dettagli della proprietà. Per esempio, ti chiederà di che misure sono i tuoi letti, se hai un tostapane, se c'è una lavatrice. Insomma, vorremmo sapere tutti i dettagli in modo da poterli descrivere sul nostro sito web. Oltre ai dettagli dell'appartamento, ti faremo domande sul quartiere. Vorremmo sapere se ci sono librerie, negozi, supermercati o attrazioni come musei, eccetera, nel quartiere intorno alla tua proprietà. Vorremmo anche sapere che metodo di pagamento accetti e anche sapere se sei in grado di gestire
gli ospiti che entrano e escono, perché devi sapere che New York Habitat non gestisce gli appartamenti, non li amministriamo, ma li affittiamo solamente. Quindi avrai anche tu diritto a fare qualsiasi domanda. Se hai dei dubbi, se vuoi delle chiarificazioni, mi raccomando di chiederlo alla gente durante la visita. Inoltre dovrai anche firmare il contratto di registrazione con New York Habitat in modo da poter poi mettere l'appartamento sul nostro sito. Il contratto di registrazione non è esclusivo, il che significa che puoi continuare ad affittare sia con la nostra agenzia sia con altre. Devi sapere che New York Habitat ha più di 20 anni di esperienza con clienti internazionali e quindi conosciamo benissimo le loro esigenze e diamo consigli preziosi a tutti i proprietari degli appartamenti che ne traggono un grande vantaggio. Offriamo anche informazioni scritte, accesso interno al nostro sito in modo che puoi aggiornare le tue informazioni e gestire gli arrivi e le partenze degli ospiti e potrai anche leggere le domande e risposte sugli affitti. Puoi anche controllare la nostra reputazione su internet andando su Google, Yahoo, Yelp e insiderspages.com e leggere tutte le recensioni sui nostri appartamenti. Siamo anche affiliati con la Camera di Commercio americana, siamo membri di ASTA e IATAN SNPI in Francia e siamo orgogliosi delle recensioni dei nostri clienti. Allora, sei pronto a registrare la tua proprietà con New York Habitat? È facilissimo contattarci, mi raccomando di visitare il nostro sito a nyhabitat.com. Ci puoi mandare una mail a info@nyhabitat.com oppure puoi fare la classica telefonata al 212-255-8018 e mi raccomando di leggere il nostro blog, di seguirci su Twitter e su Facebook. Spero che hai imparato tutto su come registrare la tua proprietà con New York Habitat e spero di vederti presto in una delle nostre località internazionali. Sono Anna di New York Habitat, a presto!